Tragedia a Caorle, 21enne di Concordia Sagittaria rimane folgorato dall'alta tensione mentre pesca vicino a un canale. La canna in carbonio tocca un cavo della corrente elettrica. Edizione di Venezia dei nostri notiziari, ben trovati. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina a Caorle. Un ragazzo di appena 21 anni è morto mentre stava pescando con un amico. La cronaca nel nostro primo servizio. È bastato un attimo per trasformare una scampagnata fra amici in una tragedia incredibile nella sua assurdità. Assurdo perdere la vita a 21 anni e morire davanti agli occhi di un amico per una scarica di migliaia di volt. Un contatto fatale tra la canna in carbonio e i cavi dell'alta tensione. Una distrazione inusuale per un ragazzo che pescava da 5 anni e conosceva bene la zona dove si trovava. Ha perso la vita così Maximilian Moro, giovane di Concordia Sagittaria. Ogni soccorso è stato inutile. Il ragazzo è morto sul colpo. Si trovava nella zona della Brussa di Caorle. Aveva deciso di andare a pescare, sua grande passione, lungo un canale e c'era andato con un amico che lo accompagnava spesso a gettare la lenza in acqua. Una mattinata di sole da passare in allegria anche con altri pescatori che frequentano la zona. Alle 9:30 circa la tragedia. Moro ha issato la lunga canna per lanciare la lenza e l'amo, ma la punta dello strumento in carbonio ha urtato per caso i cavi dell'alta tensione usati per il trasporto della corrente pubblica. Un attimo di distrazione letale. La scarica elettrica lo ha folgorato, non lasciandogli scampo. L'amico ha assistito alla terribile scena impotente. Le sue urla hanno attirato l'attenzione degli altri pescatori vicini che hanno chiamato i soccorsi. I tentativi dei medici di rianimare il ragazzo sono stati vani. Poco dopo sono giunti in zona anche i carabinieri e i militari hanno sequestrato la canna da pesca ed effettuato i rilievi. A Sindacale di Concordia Sagittaria, dove il ragazzo viveva, una notizia che distrugge una famiglia molto conosciuta in paese. Il 21enne lascia mamma, papà e un fratellino. Parenti e amici non sanno darsi pace, non possono credere che il ragazzo abbia sottovalutato un pericolo di quel genere. Tragedia a Brussa di Caorle, un ragazzo di 20 anni è morto fulminato con i cavi elettrici mentre pescava sul canale. Inutili soccorsi. Apriamo ora la pagina di cronaca, ci spostiamo a Brussa di Caorle. Questa mattina c'è stata una tragedia lungo il canale, un ragazzo di 20 anni è morto fulminato mentre pescava, era insieme ad un amico. Stava pescando con un amico lungo un canale in località Brussa, tra Caorle e Concordia Sagittaria, quando verso le 10 un ragazzo di 20 anni, Maximilian Moro, è morto folgorato. Secondo quanto riferiscono i carabinieri intervenuti, Maximilian si è di sicuro avvicinato ai cavi dell'alta tensione, ma non è detto che li abbia toccati. Aveva una canna da pesca in carbonio lunga 7 metri. C'è stato il contatto con il suolo e la scarica gli ha percorso tutto il corpo. Non c'è stato nulla da fare. Maximilian è morto sul colpo, folgorato. A dare l'allarme l'amico che era con lui e che ha assistito alla tragica scena senza poter far nulla. Sul posto sono intervenuti poco dopo i sanitari del SUEM di Portogruaro e i carabinieri di Villanova. Inutile ogni tentativo di rianimare Maximilian. La canna da pesca è stata sequestrata. Maximilian, che avrebbe compiuto 21 anni a giugno, era in attesa di trovare un lavoro. Abitava a Concordia Sagittaria